Questo appunto per introdurre questo discorso del vitto. Se si voleva anche in tempi moderni che questo fosse una risorsa per i territori e i lavori, bisognava mantenerne le caratteristiche, stare molto attenti che non venisse stravolto. Ecco, qui interveniamo noi. È lunghissimo, a me piacerebbe giocare, io credo che sia molto più importante le cose che ci sono dietro, neanche che la bontà di un prodotto, perché dei prodotti buoni non ci siamo solo noi, ci saranno le velane, ce ne sono tanti. Però il valore aggiunto è cosa rappresentano, la storia che c'è dietro e la potenzialità che hanno per le popolazioni, per l'economia, se queste popolazioni lo capiscono. Perché è uno degli altri fattori importanti, perché se tu ritieni che chi se ne frega, non mi interessa, non vai avanti in questo. Se invece tu credi in qualcosa, credi in un prodotto, alla fine può essere una risorsa importante. Però uno degli errori che compiono gli esseri umani, e tante volte proprio specialmente nelle zone marginali, è non dare importanza ai prodotti della propria storia, cioè dare per scontato una cosa che invece, guarda caso, riflette il momento, oggi è diventata unica, non ce l'ha più nessuno, per cui motivo di economia ma anche di interesse dall'estero della cosa. Perciò bisogna credere sempre nella propria storia, nei propri prodotti e in questo. Dopo bisogna essere anche umili e capire che non sempre si ha il prodotto che può competere con lo champagne, non sempre si ha la cosa, però tutto è dignitoso, tutto è possibile, tutto è proporzionato a questo. Vinto noi avevamo un cambio così. Insomma, uno ci chiede sempre, se lo mangia noi, doge, mangia barba e l'altro i miei ingredienti, insomma adesso vuol dire che questo è qualcosa di importante. Ecco, io sono partito quando abbiamo deciso di difendere all'oltranza questa produzione. Perché difendere, si dice, se hai un prodotto così importante? Perché qui succede una delle anomalie del vento. Chi dovrebbe difendere le cose? Voi avete sentito solo fuori, ma ci sono altri organismi, DOP, istituzioni, no? Cioè tutto dovrebbe essere in sinergia a cercare le soluzioni per difendere i prodotti se sono una possibilità per i territori, no? E noi è successo proprio una delle anomalie italiane, sentivo proprio prima questo, il cibo insomma, è l'attrazione più importante che hanno gli italiani fuori. Non sempre gli italiani però danno quella fiducia sul cibo, quando oggi c'è da chiedersi che è quello che sta attraendo di più all'estero. Soprattutto una cosa che all'estero non ce l'hanno. Per cui loro si aspettano tantissimo dall'Italia, da queste cose. Chiaro che se noi non le sappiamo valorizzare e così loro, però sono attenti, io ve lo dico proprio in certe cose, quando ho parlato di legge, a me arrivano dagli Stati Uniti e dal Giappone che vanno a leggere su internet cosa sono, cosa rappresentano. Tu vai nel mio paesino di 250 abitanti, non lo sanno più. Sono quelli diretti interessati. Ecco, qui è un po' la cosa. Noi cosa abbiamo fatto? Il problema che abbiamo avuto allora è stato questo, l'esperienza del Vito, che le istituzioni hanno intravisto nella DOP il mezzo per valorizzare questi prodotti d'origine protetta. Ma qui è subentrato uno dei problemi che c'è quasi dappertutto, non così, diciamo, conflittuale come è successo sul Vito, ma il problema è difendere produzioni, evitando allargamenti, evitando modifiche dei disciplinari, è una cosa attualissima che crea scontro. Perché benedetto scontro tra qualità industriale e qualità artigianale. Conviene di più produrre di più e mettersi un bel nome o conviene di più mantenere certe cose e rispettare fino in fondo queste cose? Dovrebbe essere la politica del territorio che risolve, politica che non è solo politica e basta, e insieme a tutti gli altri e trovare una sinergia, una cosa. Noi subito ci siamo trovati in questo problema. Perché? È stato immediatamente, prima nel momento della DOP del 94-95, ritenuto che l'area storica fosse troppo piccola, per cui già subito è stata individuata nell'interesse dell'agricoltura provinciale, chiamiamo così, ma anche di quelli che fosse necessario aumentare il numero. Di fronte a una cosa del genere, noi difensori sotto buttavano lì controprodotti del localismo. Io ho parlato di mondo io di questa vita prima un attimo, no?
non potevamo non dire non si aiutano gli altri. Certo, però noi ci siamo permessi di dire l'importante è che non stravolgiate il metodo, perché sapevamo benissimo, pensavamo già al mondo proprio come salvezza, però sapevamo benissimo che se stravolgevamo il metodo noi saremmo finiti. Cosa vuol dire stravolgere il metodo? Devono stare molto attenti al discorso della qualità artigianale. Sui formaggi oggi un problema, che io so che ho 9 degli addetti di lavoro su 10 contro, sono gli starter, i fermenti. I fermenti sono stati motivati come un mezzo per salvaguardare la qualità. Io invece ho sempre ritenuto che i fermenti sono un mezzo per evitare i difetti, che è tutto un altro discorso. Perché? Ma noi non siamo più bravi degli altri, ma noi il bitto era un metodo e dipendeva dall'erba, ortavaga, ortasoliva, barissolo, cavizzola, nomi insignificanti, nomi delle maglie, nome dell'erba. Ho sentito parlare prima di alimentazione, però se voi sentite un bacillo che è preparato a quello, annullate questo. È chiaro. Se uno riflette sotto sotto dice, ma io facendo così si rischia di impoverire la parola qualità. Però ha vinto quel passaggio, non ci sono più arti e non c'è più artigianalità, bisogna mettere insieme per creare un numero. Qual è il problema economico? Che se tutti fanno così, pensate se nello champagne avessero fatto così, non ci sono più i cru, c'è solo lo champagne. Voi siete convinti che se avessero detto che solo champagne senza Mosandon, senza Laurent, senza il piccolo e lì così, avrebbero spuntato certi prezzi? Io lascio quello che c'è imposta di la sentenza, ma bisogna solo riflettere, un po' di ironia e poi si capisce. Con questo non si vuol dire che bisogna tornare a fare tutto a mano, tutto nella cosa, perché c'è anche economia dei numeri della cosa, ci dovrebbe essere tutto. Il problema del bitto è stato questo. Insomma, ci hanno detto che un metodo storico e così era facilmente esportabile fuori dai territori ad altre mentalità che facevano dei formaggi anche più buoni del bitto, però non avevano mai fatto niente. Cosa è successo? Immediatamente dopo 2 anni, e questo con sentenza della DOP, è stato concesso l'uso dei mangimi e l'uso dei fermenti in alpeggio. Per noi non è con questo che si criminalizza chi fa così, perché so benissimo che lo fanno 9 su 10, non è che, però saltava la produzione del vino. In un commento sul libro di noi c'è una prefazione di Piero Sardo di Slow Food bellissima che dice proprio che si può vivere anche senza vino, anche poi se andate giù a vedere i prezzi sono 10 volte più alti di un altro formaggio e allora vedi, via Marco, come ce l'è. Per l'amor di Dio, il mio intervento vuole solo far riflettere, è questo. Noi tante parole, tante prove, tante storie, tanta storia per 1000 forme che vanno in commercio, ne facciamo 3000, però parlando di qualità, 3000 di media 12 kg in alpeggio, vi dico già l'economia, 16 euro al chilo al produttore, 500.000 euro di formaggio, comunque 72 persone in alpeggio, 45 sotto i 30 anni, tutto a mano, storia, futuro, ed è questo. Comunque è questa stata microeconomia. Qual è il valore? Beh, noi oggi siamo sulle televisioni di tutto il mondo. Non c'è la CNN o altri che non ci chiami perché interessa da matti questo concetto. Produrre poco e spuntare al lavoro intero. E se te lo chiedono gli americani, i giapponesi, vuol dire che te lo chiedono perché loro non hanno i formaggi, non hanno altre cose, però sanno quanti turisti vanno a cercarli. Per cui l'esperienza del bitto è in questo senso. Con pochi numeri si può fare economia per gli altri soprattutto, perché un'immagine così internazionale, guardate che è difficile averla
te devi pagare per andare sulla televisione privata tante volte, quindi gratis se riesci a avere, ma non è per le forme di bitto, anzi noi da Mille cerchiamo di mandare 999 perché se uno non va bene meglio mettere sotto scelta, però avere una penetrazione mediatica di questo livello è straordinaria per un territorio. Il territorio deve capitalizzare questo, cioè deve usare questi prodotti per vendere tutto il resto, per creare, però deve essere una cosa virtuosa, non a ruota, deve essere una cosa che valorizza tutto, che ha coscienza della propria storia. La nostra esperienza è importante proprio per questo, perché con piccoli numeri e una storia che sia dietro importante si può fare qualcosa veramente. Cosa ci è mancato? Sinergia con le istituzioni, perché a noi in questo momento manca l'aiuto delle istituzioni. Per il fatto che si è stati più bravi sul bitto, noi siamo scarsi su tutto il resto, non si vuole praticamente riconoscere che è vincente questo metodo, perché ormai si sono creati due bitti, quello istituzionale allargato che trovate all'Esselunga, trovate dappertutto, e questo storico che va su tutte le televisioni. Ma il divertente, per capire chi ha ragione o meno, è un po' questo, sempre con ironia. 2 settimane fa viene fatta la mostra del bitto. Noi è 10 anni che non partecipiamo, perché è diventata la mostra dell'altro bitto. Nel paese di Morbegno che è chiamato città del bitto. Voi pensate, anche qui io sarò anche ironico, ma si capisce chi è accuso della cosa. Però comunque se tutti la pensano così, noi stiamo dalla nostra parte con la nostra gloria. E esce la televisione locale in orario di primo ascolto alle 8:30 di sera al sabato con un'incensata tutta la parte organizzativa, politica di territorio, che è grande successo la mostra del bitto di Morbegno, 30.000 persone di audience. Il commento dell'assessore regionale, perché sono ironico anche con l'assessore, non è che è una scelta, la regione Lombardia, voi dovete pensare a bisogno di far vedere i calecci, ma in realtà gli interessano 4 milioni di forme della quadrata. E esce la cosa, e dice, però ci manca una cosa, dobbiamo sapere attrarre di più da fuori, dall'estero, cioè dobbiamo avere chi arriva. Nello stesso tempo esce Striscia, che io non vedo da 20 anni, con i 10 prodotti più innovativi e più importanti in vista dell'Expo. Bene, chi viene fuori? Il bitto storico nei suoi calecci, 8 milioni di telespettatori. Ecco, io resto un anarchico ironico e lascio a voi pensare chi ha ragione e chi non ce l'ha. È evidente una cosa, che nessuno, poi vi dico per ultimo, dopo vi lascio, non è che io parli bene e sia più bravo degli altri, comunque sono al telefono sempre con San Pietro, io posto l'inferno, non sono così bravo, perché sul bitto però ho avuto cuore, tanto cuore, tanta proprio ricerca, anche orgoglio, perché orgoglio locale, però per sentirmelo dire a livello internazionale, cioè esportare proprio la tua cultura e imparare da quella degli altri. Noi abbiamo fatto questa bella scelta, oggi abbiamo portato una grande immagine. Quando il territorio sarà consapevole veramente della sua storia, ha queste possibilità, intanto quei 250 che sono in Gerona si chiedono sempre, ma cosa sarei a fare, cosa stanno facendo, non ho capito bene. Ecco, quel giorno che si capirà bene questa cosa sicuramente sarà una risorsa importantissima per il territorio e credo che questo possa essere esportato da